Da Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in compagnia di Massimo Bongini, guida AIGAE, l'Associazione Nazionale Professionale delle Guide Ambientali Escursionistiche. Ci troviamo a Tuili e siamo in uno degli ingressi della Grande Giara, quindi stamattina faremo un'escursione, se smette di piovere, proprio qui accompagnati da Massimo. Infatti stamattina non siamo state così fortunate, infatti come vedete stiamo trasmettendo da dentro il nostro minivan Mandalino. Diamoci un attimo per vedere se la diretta è partita, se l'audio video è ok. Per favore dateci dei feedback nei commenti. Aspetto un attimo così Adriano nel frattempo legge i commenti e mi dice se qualcuno ci può confermare che si sente e si vede bene. No. Forse devi schiacciare play quando lo vedi l'anteprima. Non ci sono commenti. Non ci sono ancora commenti perché arrivano con qualche secondo di ritardo. Ok, dicono tutto ok? Perfetto. Salutiamo tutti gli amici in linea e vi ricordo che stasera la puntata di oggi la pubblicheremo alle 21:30, quindi non più alle 20 come avevamo annunciato all'inizio, perché se ci avete seguito, vedete la pioggia aumenta, bellissimo, se ci avete seguito la scorsa settimana nella nostra puntata 0, ci siamo rese conto che pubblicare alle 8 potrebbe in alcuni casi essere un po' difficile perché ci sono dei tempi un po' lunghi tra montaggio e upload dei video, quindi abbiamo preferito spostare l'orario alle 21:30. Quindi stasera alle 21:30 vedremo come è andata. Ma adesso passo la parola a Massimo. Massimo, raccontaci qualcosa della tua attività di guida e del tuo progetto in itinere, un progetto particolare con cui Massimo appunto accompagna le persone in escursione ma con un approccio un po' diverso. Innanzitutto le guide si bagnano quando piove. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, il progetto in itinere è l'idea con cui propongo percorsi a piedi ed esperienze con un approccio particolarmente sensibile e sensoriale ai luoghi e alla natura. Diciamo, tutti gli escursionisti hanno una loro sensibilità, noi ci mettiamo qualche cosa in più, quindi un'attenzione alla natura in tutte le sue forme, in tutti i suoi modi, le sue creature, un'attenzione anche alle memorie dei luoghi, quindi alle tracce che l'uomo ha lasciato, un'attenzione particolare alla dimensione interiore, quindi all'esperienza vissuta attraverso la connessione, attraverso l'ascolto, qualche volta attraverso la meditazione, e poi una particolare attenzione anche all'importanza del gruppo, alla sua coesione, la ricerca di un'armonia, di una comunicazione, sentirsi gruppo quindi come risorsa e come parte dell'esperienza. Grazie Massimo, vedete, molto interessante. E quindi anche nell'escursione di oggi noi manterremo, guidate da Massimo, questo approccio più sensibile, con un'attenzione particolare all'ascolto e anche all'ascolto interiore. Massimo, dacci un'anticipazione del percorso che faremo oggi, però senza rivelare troppo ai nostri amici che ci stanno seguendo, perché poi appunto stasera invece vedrete tutto quello che abbiamo visto e che abbiamo fatto, però giusto quello che vedremo nel percorso di oggi. Se la Giara grazie. È enorme, sono 44 km quadrati. E quindi noi vedremo veramente un piccolo spicchietto di quella che è la sua realtà. In effetti si potrebbero passare giorni soltanto per esplorare le sue parti più importanti. Non è raro che la gente si perda persino sulla Giara, per quanto possa sembrare un ambiente così circoscritto, un altopiano.
Noi visiteremo appunto la parte che si svolge prevalentemente nel territorio di Tuili, raggiungeremo quello che è il Pauli, vedremo poi cosa sono i Pauli, questa sorta di laghetti più grande e più importante, e attraverseremo in parte la parte più interna, boscosa, e vedremo qualche resto anche di tipo archeologico, quindi del modo in cui l'uomo ha abitato e utilizzato il luogo. Se saremo fortunati e se tutto andrà bene, potremo vedere anche i famosi cavalli, per cui la Giara Speriamo. forse è più conosciuta. Sono emozionato perché la Giara è veramente uno dei miei posti preferiti. Io amo tutta la Sardegna, ma ho dei posti che per me sono proprio nel cuore, e la Giara è tra i primissimi, per cui sono contento di guidarvi e accompagnarvi a questa esplorazione. Bene, grazie. Allora, stiamo con voi ancora qualche minuto, visto che aiuto, sta entrando un po' di acqua. Adesso, dopo la diretta, Cominciamo a spalare- asciugheremo cominciamo a tutto. spalare acqua. Volevo chiedere a Massimo, visto che abbiamo ancora qualche minuto, qualcosa in più su di lui. Allora, Massimo non è sardo, come forse avrete intuito, ma già da diversi anni vive stabilmente in Sardegna e comunque la conosce da tanto tempo. Massimo, ci vuoi dire qualcosa in più sul tuo rapporto con la Sardegna? È una cosa grande che mi ha acchiappato da ragazzino, perché avevo 17 anni quando sono venuto qui, mi ha folgorato, ho detto io qui ci vivrò, questo è il posto per me, ed è diventata la mia terra adottiva. È una terra che mi ha adottato, mi ha accolto come mi hanno accolto amorosamente anche tantissimi sardi, e ho deciso dopo molto tempo, 7 anni fa, di trasferirmi qui, e attraverso anche l'attività di guida esplorarla e conoscerla più profondamente io stesso, ma anche guidare, accompagnare i sardi stessi alla scoperta appunto sensibile, attenta, lenta anche della loro terra. Grazie. Sì, questa lentezza è un elemento importante che ritorna spesso, no? Nei nuovi approcci, nelle nuove tendenze anche di esplorazione e di conoscenza dei territori, della storia, delle tradizioni, del patrimonio anche enogastronomico. Ci stiamo che è importantissimo recuperare questa dimensione della lentezza per esperienze, ma soprattutto per poter in quello che facciamo, nella comprensione, in quello che ci rimane dentro altre persone, quando assaggiamo un piatto, sapere quello che è dietro quel piatto, chi l'ha preparato e così via. Della sostenibilità e del recupero. Non ci piace il turismo mordi e fuggi, ho scelto di fare questo viaggio in una stagione non turistica per far capire questo approccio del viaggio lento, anche se non abbiamo scelto in questo caso i classici mezzi lenti come appunto i piedi o la bicicletta o il cavallo, vedete, quindi chiaramente sarebbe stato veramente van, però diciamo che sposiamo in pieno tutte queste tendenze. Bene amici, ci sono domande, Adriana? No, non ci sono domande, quindi noi vi ringraziamo chi ci ha seguito in diretta, ringraziamo tardi chi guarderà più tardi questo video, ma soprattutto vi ricordiamo di collegarvi con noi alle 21:30 su Facebook, YouTube o Instagram per vedere come è andata questa giornata, per vedere se ha smesso di piovere, se siamo riusciti, ma io penso proprio di sì, che anche con un po' di pioggia vi mostreremo che è bellissimo comunque godere della natura anche se c'è la pioggia chiaramente è un elemento naturale che fa parte della stagione, quindi noi la accogliamo
completamente, danzeremo sotto la pioggia, speriamo di non bagnarci troppo, sarà difficile, ma ci vediamo stasera. Quindi grazie a tutti, grazie Massimo. Grazie, sono felice ed emozionato e onorato anche di essere in questa prima inaugurazione di questa bellissima idea di Sardegna Sacra on the road. Benissimo. Ciao amici, ciao.